Un boato che ha svegliato i residenti di via Battisti a Vittorio Veneto. Paura nella zona e i cittadini hanno subito chiamato i vigili del fuoco ed i carabinieri. Una bomba a carta è stata fatta esplodere all'ingresso laterale del liceo. La deflagrazione ha mandato in frantumi sia i vetri della finestra del Flaminio che quelli della scuola media vicina, chiusa da diversi anni perché inagibile. A terra gli investigatori hanno trovato pochi resti della bomba artigianale. Sembra che sia stata utilizzata della polve pirica, dell'involucro invece non è rimasto nulla. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita a quell'ora di notte, nella via non transitava nessuno. Immediate le indagini dei carabinieri per risalire all'autore del gesto, scartata la pista dell'attentato, nessuno infatti ha rivendicato la bomba. Rimangono aperte due piste, quella della bravata di uno studente o di un gruppetto per qualche rancore nei confronti della scuola, ma non si esclude neppure la pista politica. Gli investigatori stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.